Con questa puntata, la quarta, dedicata alla prima conferenza regionale sarda sulle disabilità, organizzata dal Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale e svoltasi a Cagliari negli spazi della Fiera Internazionale della Sardegna, si conclude per ora l'argomento su Global. Tuttavia, noi vogliamo non dimenticare mai la realtà quotidiana di chi soffre, di chi è solo, di chi, nostro fratello, è meno fortunato di noi. E non vogliamo neppure dimenticare quanti dedicano parte della loro vita, volontari, a porgere il proprio aiuto materiale e il proprio amore verso chi ha bisogno di cure, aiutandolo a superare i vincoli imposti dalla nostra frenetica quotidianità, aiutandolo a riappropriarsi della propria dignità che è diritto imprescindibile di ogni uomo. Perciò Global riaprirà presto questo tema, a cui voi tutti siete invitati a collaborare. Vi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica polvesanti@tiscali.it e il nostro numero di telefono 329 15 86 753. Grazie a tutti per l'interesse e per averci seguito tutte queste puntate. L'appuntamento è fra qualche secondo perché adesso ci sarà un piccolo spazio dedicato alla pubblicità. A fra poco. L'associazione dell'AVOC, sono qui con il suo presidente che è il signor Cristiano Gaetano. AVOC, che poi tra l'altro è un'associazione dedicata credo a dei ragazzi che sono scomparsi. No, sì, vabbè, il nome è stato dedicato a questi. Questo volevo dire. Sì, uno era il medico condotto che è morto di Villapuzzo. Di Villapuzzo tutte e due. Uno è morto di vecchiaia e l'altro è morto giovanissimo. L'uno perché già involontariamente faceva volontario, perché ha fatto sempre del bene in paese, a qualsiasi momento veniva chiamato, era sempre disponibile, quindi tutti ne hanno avuto un bel ricordo di quest'uomo. E invece di Casula, Paola Casula, anche lei faceva volontario, però è morta in non tenera età, giovanissima. Ma di cosa si occupa l'AVOC? L'AVOC fa trasporti con ambulanza. Che fai comunque col 118, credo. Sì, poi veniamo anche al 118. Dunque noi facciamo trasporti con ambulanza, dicevo, facciamo dimissioni, ricoveri, accompagnamento di disabili, a visita medica, tutte queste cose qua, e lo facciamo nella fascia giornaliera dalle 8 del mattino fino alle 16, perché noi dedichiamo questa fascia di orario per il paese. È loro che ci hanno aiutato a comprare ambulanza e compagnia bella, quindi noi siamo riconoscenti verso di loro e questa fascia oraria la dedichiamo solo per il territorio. Questo è l'anno dei disabili. La vostra venuta comunque qui a Cagliari, il significato di questa giornata? Il significato vuol mettere in risalto tutte queste persone disabili che vengono fatte tante promesse a questa gente, qualcuno magari verrà anche mantenute, ma la maggior parte delle promesse restano lì. Ci sono questi politici che fanno promesse, dicono facciamo qua, facciamo là, ma molte cose restano solo promesse. Ecco, ma quindi comunque si spera che questa giornata serva a qualcosa? Questa giornata si spera di sollecitare un po' questi politici e cercare di risolvere parecchi problemi. La ringrazio, auguri per la vostra associazione dell'AVOC. Arrivederci. Da Sinnai, Nicola Esoni, buongiorno. Grazie, buongiorno a te, salute a tutti. Mi parli di questo gruppo Sardegna? Con piacere, dunque il gruppo Sardegna appunto parla di Sardegna e di gruppo perché è formato da un insieme di più associazioni, siamo circa una ventina un po' in tutta la Sardegna, ci occupiamo soprattutto di protezione civile in senso piuttosto lato e piuttosto se vogliamo anche elastico, cioè dall'antincendio, il mio Masise, Maracalagon, Sinnai e Setimo parte dall'antincendio fino alla protezione civile.
Abbiamo fatto vari interventi dal 94 a oggi a Alba, abbiamo fatto parecchi giorni, qualche mese nel terremoto dell'Umbria Marche, siamo stati a Sarno, siamo stati in Albania, siamo stati all'ultimo terremoto del Molise, quindi siamo a disposizione della collettività, della regione ma anche per il resto dell'Italia eccetera, per eventuali esigenze, eventuali operatività di carattere sociale, di carattere di protezione civile in senso lato. Di questa giornata dedicata ai disabili, cosa pensa che servirà qualcosa questa giornata e cosa significa comunque l'anno del disabile? Io spero che serva, secondo voi, chiaramente. Sì, certo, spero che serva a tutti come lezione, anche a noi che grazie a Dio abbiamo abbastanza salute, in qualche maniera sprigioniamo salute, nel senso che andiamo a fare anche dei lavori piuttosto rischiosi, vedi incendio, vedi alluvione, vedi protezione civile in senso piuttosto impegnativo. Facciamo anche le nostre associazioni, dalla sanità agli interventi di alluvione, di sanità appunto piuttosto pericolosa, anche di soccorso sul macerie con i cani eccetera. Noi sprigioniamo in qualche maniera salute, grazie a Dio, però non dimentichiamo mai che la nostra attività è a favore dei più bisognosi, dei più deboli nell'arco della nostra società. Siamo noi che grazie a Dio al momento, ci sono anche i più giovani di me naturalmente, però la finalità è quella di essere a servizio della società, dunque anche dei più bisognosi. Noi la ringraziamo veramente e anche quest'altra puntata è terminata. Attenzione, noi vi ricordiamo, questo è l'anno dei disabili, noi comunque già nei nostri spazi televisivi, credo che comunque chi ci guarda avrà visto sicuramente, ne parliamo spesso dei disabili, parliamo spesso dei vari problemi dei disabili. Questo, dicevo, è l'anno dei disabili, noi parleremo ancora di più per far capire alla gente che bisogna migliorare. Questa è la cosa principale. Grazie a tutti, l'appuntamento alla prossima. Grazie anche a lei, arrivederci. Grazie e complimenti per l'attività. Grazie.